situazione. I referendum entrambi volete farli? Assolutamente sì, prova ne sia che abbiamo dato incarico al professor Mario Bertolissi e all'avvocato Ivone Cacciavillani di resistere avanti la Corte Costituzionale in virtù del ricorso che lo Stato ha fatto. Però il ricorso pesa anche sulle prospettive che ci sono di questo referendum, mentre anche in Catalogna, che voi guardate, c'è questa polemica. Ma la Catalogna ha annunciato il referendum il 9 novembre e per noi è fondamentale capire cosa accadrà, visto e considerato che poi le condizioni giuridiche sono similari, anche se non perfettamente sovrapponibili. Adesso capiremo, in Catalogna manca ancora l'impugnativa del governo, invece in Veneto c'è già l'impugnativa del governo. Manca un mese, capiremo come andrà. Chi sostiene questi referendum ha polemizzato sul ritardo con cui state avviando il conto corrente per raccogliere i soldi. Poi tra l'altro anche il governo su questo potrebbe intervenire su un referendum che viene invece pagato dai privati. Detta così mi sento di dare ragione a loro, no? Dico, ma quanto ci mettono a aprire un conto corrente? Vista dall'osservatorio della Regione dobbiamo aprire un conto corrente che sia anche blindato giuridicamente, perché c'è il rischio della restituzione degli importi, c'è la tutela dei versamenti, c'è tutta una serie di profili giuridici che debbono essere garantiti da firme dei dirigenti. Si è costruito il contratto, penso che ormai sia una questione di minuti, non di ore. Il governo su questo non potrebbe intervenire sul fatto che un referendum viene pagato da privati, sarebbe la prima volta? Direi che è bello questo, la nostra legge referendaria dice che il referendum si farà solo nel momento in cui ci saranno 14 milioni di euro raccolti da sottoscrizioni spontanee, liberali e non a carico dell'ente pubblico. Vorrei proprio ben vedere un governo che impugna una legge come questa.